Buonasera, ben chiatat con Novis. A Porto Invie contun imbroi 1 milione di euro a un cittadino sloven, ma dopo a son lor stes che finissin sequestrati e robati di tutti i bens di un connazionale da lor vittime. Alle succedute in tai mesi passati in Friuli Vignesi Giulia in Slovenia. La conclusione giudiziaria della questione è arrivata tali ultimi soris. Con l'arresto di 3 cittadini italiani, un uomo di 51 anni, Sofì di 33 e la femmina dal Zovin di 29 anni, che sono tutti stati ogni di Udin incolpati per la prima robarie. E con un mandato di arresto, no anche mo eseguito, per il cittadino sloveno incolpato invece dalla seconda robarie. L'investigazione della squadra mobile dalla questura di Udin ha permesso di fatto di identificare gli autori della robarie ingriviate di 1 milione di euro, ma anche di chiatafure elementi sicuri di colpevolezze per sequestri di persone, lesioni e menacis in carico dal cittadino sloveno di 39 anni. Dos personis arrestadis, vot soggetti indagati e altri 3 ponuti sotto perquisizione. Gli agenti delle polizie della questura di Trieste, dunque i colleghi di Udin, hanno messo in vore una serie di operazioni contro persone esperti di roba in tali appartamenti. 2 uomini sui 30 anni, schiappati dopo una robarie in Tuneville sul Chiars Triestin, hanno dato la possibilità di inviare l'investigazione, che dopo ha permesso di individuare una rete di vuaitis contro i robarie, con di droghi e violenze. La schiassose golaine di Aur calveve tal quel e attirati il voli dai carabiniers dal nucleo radiomobile di Nabresine che han lampati il Zovin su un tune corriere di linee e camminave in Francia. Han fatto un controllo anche a Tatfur che l'uomo di 28 anni, cittadino rumen, aliere cirut per un mandato di catture. Alla di fa 2 anni e 26 dis di preson per rapine. I veve tirate via la golanina di Aur dal quel di una femmina, ieri schiampata, ma le telechiamaris di purtroppo sistemi di videosorveglianza avevano registrato la scena e una volta identificata gli era stata condannata dal tribunale, ma dopo gli era schiampata dall'Italia, è stata menata la preson dal coroneo. Dopo un'ista di schiaffoiacci col record negativo di plois, l'autunno, che comincerà ufficialmente il 23 di settembre, arriverà prindalore con le sos temperature tipiche za con che fin di settimane. La protezione civile dal Friuli Vignesi Giulia ha mandato fuori une nuove allerte meteo di color zal per domani, colpe di ploi splendidi temporali che hanno derivata agli prossimi soris, massime su pianure e marine. Domani, come che al conferme l'Osmer, le temperature azzireranno di un massimo di a un minimo di 16 in pianure, a cui sulla marine. Sabide sarà però la vera giornata di rotture dal team, con la colonnute dal termometri che la raiu fino a 10 gradi di minimi e 10 di massimi. Sono stati un'evore interventi dai pompiers dal comando di Trieste impegnati con tutte le squadre disponibili per indrecciare i danni causati dalla forte sglavinata che ha battuto la città di Buinore. Gli sclamati alla sala operative dal comando sono stati 40 dome che sono arrivati svie per la mattina. Dai vari dams si segnalano un grum di inagamenti e di arbui e ramacci scolazioni. Anche in place unità d'Italia è stato qualche picciul inagamento. Forte preoccupazione dalla euro aziende di Vile in Chiarnie che di un mese che l'altro sia veduta aumentare la bolletta di quasi 100.000 euro. A lui la cifra di pagare era stata di passe 170.000 euro, ma per il mese di agosto l'azienda, che dà di lavorare a 150 dipendenze che fattura 60 milioni di euro all'anno, e varrà di pagare più di 253.000 euro. E è una situazione insostenibile, alla dit l'amministratore dall'azienda, Renato Reils. Si mettono in pericolo puesce di ore, anni di attività e sacrifici. Non possiamo pensare di investire in Italia con una situazione di queste fatte, al siere Reils.
E è una storia cence fin il restauri dalla statua e dalla giustizia in place libertà. Il comune di Udin ha depositato un altro ricorso al TAR regionale quintri dalla sovrintendenza che ha tornato a bocciare una 3 volte l'intervento che si vede di fa. Sintin il sindic Pietro Fontanini. O Chiacarin de Stato e de Giustizie, sempre al centro di polemiche. Sì, una piccole polemiche con le sovrintendenze, non varsin voi di dorà le corone di queste statue, perché vi un documento storico dal 1600 che dice che in pratica il comune ha pagato le dorature a un artista che l'ha fatta in pratica d'aur le corone. Col tempo queste dorature le ha perdute e non varsin voi di ripristinare. La sovrintendenza non è d'accordo e preferisce tenere così la statua senza nessuna doratura, non pensi che sia di una buona più bella con l'aur che dà risalta alle corone, alle belance e anche alla spada. Vedarin se la giustizia di Cumò non dà ragione a chi che la statua è proprio di giustizia a Udin. E come spazi alle rubriche settimanali Novis dal Mont. Oscrein che sta appuntamento con Novis dal Mont l'anta a Melbourne in Australia e poi festeggiaments dal 65esimo anniversario di fondazione dal Fogolar Furlan in programma di un par di dis. La nascita dall'associazione è stata disfatta ufficializzata in tal settembre dal 1958 per ore di una nave bordate in tal port. E a contanus la storia dal Fogolar Furlan di Melbourne alle Fred Martin, segretari dall'associazione e referente pai Fogolars di tutte le Australie. Buonasera. Saluti al Fogolar Furlan di Melbourne, Australia, a tutti i Furlans dal mondo che sono in ascolto. Quest'anno, il 17 settembre, festeggeremo il 65esimo anniversario della fondazione del nostro Fogolar, ossia uno dei più vecchi stabilimenti fondati dai migranti di queste terre. Il nuovo comitato direttivo, che poche settimane fa è stato eletto, ha da ora preparato tutto per festeggiare queste belle ricorrenze con una serata di bal o gala nights, come la chiamiamo qui. A conto su più di 200 persone che saranno in attesa e saranno ospitate in sale Friuli dal nostro gruppo. È il mio gran piacere come referente dell'ente Friuli del Mondo in Australia a presentare i componenti del comitato direttivo del Fogolar Furlan di Melbourne, accanto dalla presidentessa Patrizia Corelli. Ciao e mandi di cura a tutti. Il vicepresidente e tesoriere Peter Muzzolini, Mandi e saluti dall'Australia. la consigliere Elisabetta Pase, Ciao Friuli. la consigliere Amalia Tomada, Saluti e mandi a tutti. il consigliere Lidio Bidinos, Ciao, sperando bene con tutti. il consigliere e musicista Will Music, Mandi a tutto il Friuli e a chi di qua e di là da Laghe. la consigliere Nadia Corelli Ciao a voi tutti, mandi. e infine presenti la consigliere Carmela Franco. Cordiali saluti a voi tutti, maman. E per finire, grazie infinitis a Novis dal Mont e all'Ente Friuli del Mont per il loro incoraggiamento e sostegno. Mandi a tutti che siete in ascolto in te Friuli e in tal forest. Arrivederci alla prossima, Federico Martin, Australia. In Cumò in Argentina, che ai 4 di settembre passate è stata celebrata la giornata dall'immigrato. A Ushuaia, a Lattiere dal FUC, questa celebrazione si fa sdenando al monumento al migrante, che i rappresentanti dalle diverse nazionalità apportino la loro bandiere.
Il portabandiere per la nostra regione è stato Carlo Henninger, presidente del Fogolar Furlan dal Puest, che in che cerimonie ha ricevuto dal Ministero dell'Interni argentino un'onorificenza per la sua storia. Rivat 74 anni in daur, Henninger è un degli ultimi 5 pioniers, restati anche vivs dalla città argentina. Carlo Henninger di fatto è arrivata a Ushuaia che aveva 2 mesi con la Maria Ancilla d'Agostino di Grions dal Tor. Sulla nave Carlo era il più piccolo del gruppo di 617 pionieri italiani arrivati di Zenue per chiappare alla ricostruzione della città dalla Tiare dal Fuc. Di 617 di loro passa 300 a ieri in Furlans, che venivi in massime dagli sbandis di Paulette, Faedis e Martignà. La famiglia di Carlo e ha mettuto in piz, oltre di altre associazioni, anche il Fogolar Furlan, che la Maria Ancilla è stata la prima presidente. E anche per Usgnotta le du, nuovi saltorne domani, buone serate e mandi.